Arriva il via libera per l'inserimento nella rete regionale Casa Museo della Casa del Giudice Rosario Livatino. A comunicarlo è l'onorevole Giusy Savarino, che afferma come un plauso per averne riconosciuto l'alto valore simbolico e culturale. La giunta regionale si è espressa quindi favorevolmente. La casa del giudice di Rosario Livatino verrà acquisita al patrimonio pubblico, entrando a far parte della rete regionale Casa Museo. Il circuito, pensato e voluto dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, ha lo scopo di mettere in collegamento le strutture museali legate a personalità del mondo della cultura di origine siciliane con uno stretto legame artistico con l'isola. Una decisione che senz'altro porterà alla casa del beato giudice Livatino la valorizzazione e la fruibilità che merita, rendendola un polo d'attrazione per il turismo culturale. Affermare l'onorevole Savarino, che prosegue come: ringrazio il presidente Musumeci per questa ulteriore prova di grande sensibilità, per avere riconosciuto l'alto valore simbolico nella storia di un uomo che ha segnato non solo la mia storia personale ma anche quella di tutti i siciliani, che di legalità da seguire concretamente. Io stessa, continua la Savarino, ebbi il grande privilegio di conoscerlo durante una sua visita nel nostro comune, liceo a cui custodisco gelosamente il ricordo, un esempio di grande umanità e di profonda dedizione allo Stato, che da oggi potrà essere conosciuto più intimamente nei luoghi che gli furono cari. Ricordiamo che Livatino fu proclamato beato lo scorso 9 maggio ed era legato alla sua casa di Caricattì, dove ha vissuto fino alla morte. Da quella casa ogni giorno si recava al tribunale di Agrigento attraverso la strada statale 640, dove poi è stato assassinato.